Eccoci, buonasera a tutte e tutti, grazie mille per essere qui a 2050 forum dedicato all'energia e alla sostenibilità. Questo è uno degli ultimissimi panel di questa 3 giorni intensissima. Salutiamo tutti coloro che ci seguono dalla diretta streaming su YouTube, e questo è l'evento, ancora si approfondiranno i temi delle comunità energetiche a cura di Regal Grid Europe. Il panel, il workshop anzi, il cui titolo è comunità energetiche rinnovabili dalla teoria alla pratica, proprio con gli operatori di filiera e le diverse opportunità di sviluppo cittadine. Ho visto e ascoltato anche nel precedente intervento che siamo tutti in attesa di questi decreti direttamente da Bruxelles, ma le comunità energetiche sono una realtà ormai prontissima ai blocchi di partenza. Vogliamo quindi ascoltare le testimonianze di chi ha già avuto modo di lanciarsi in questa avventura. Invito intanto, questo workshop è diviso in 2 parti, è prevista una prima parte di interventi frontali, per cui anzi invito gli speaker a salire sul palco. Nella prima parte è previsto l'intervento di Alessandro Costa, responsabile progetti speciali Alperia, se si vuole avvicinare e accomodarsi, Giuseppe D'Asti, Desk Energy and Utilities di Intesa San Paolo. Poi ancora Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Veneto, e Maria Rosa Pavanello, vicepresidente ANCI Veneto. Grazie mille. Ma io a questo punto lascio la parola e gli onori di casa a Stefano Nassuato, direttore Global Business and Development di Regal Grid Italia, che ci introdurrà brevemente i contenuti di questo workshop, e a tra pochissimo. Grazie ancora a tutti, buonasera di nuovo a tutti quanti. Non mi dilungo troppo nelle premesse, volevo solo condividere un po' quella che è stata l'idea di questo momento, in cui abbiamo invitato alcuni tra i principali partner con cui stiamo lavorando a vario titolo a diverse iniziative di comunità energetica. Quindi ci sono appunto esponenti di utility, il dottor Costaci, l'ingegner Costa ci racconterà un po' cosa sta facendo Alperia appunto soprattutto nel territorio dell'Alto Adige. Abbiamo poi appunto esponenti anche del mondo del bancario, della finanza, che ovviamente giocano un ruolo fondamentale anche alle sostenibilità delle iniziative, perché di fatto è un ruolo assolutamente centrale ed importante. E poi ci saranno appunto diverse associazioni che a vario titolo contribuiscono ad anelli fondamentali, perché dal panel precedente è emerso sicuramente il fatto che c'è una complessità, e questa è indubbio, però ci sono anche delle strade che molti operatori stanno prendendo sul mercato per cercare di dare concretezza a questo tipo di iniziative. C'è una forte investimento, credo, da tutti i punti di vista, sia delle persone che sono, almeno per quello che noi possiamo vedere, estremamente interessate a questi schemi e a voler dar vita a queste comunità energetiche, e sia da parte di diversi tipi di operatore che appunto a vario titolo stanno mettendo risorse sul campo. E quindi credo, spero sarà interessante passare un po' a qualche elemento estremamente concreto, pragmatico, reale, per vedere dalla teoria e dal livello più istituzionale, se vogliamo anche burocratico, come poi si declinano le iniziative nei vari territori, in varie realtà, che oggi sappiamo possono avere genesi molto diverse, perché ci sono, come poi sentiremo anche successivamente, proprio iniziative totalmente private, imprenditori piuttosto che anche gruppi di cittadini, però ci sono invece anche iniziative invece più governate, con una genesi magari che parta dal pubblico e quindi dalle pubbliche amministrazioni. Quindi spero che oggi sarà interessante sentire e avere un confronto su queste tematiche con gli operatori del settore. Quindi lascio la parola, credo, all'ingegner Costa. Sì, ecco. Allora sì, proprio Alessandro Costa, responsabile progetti speciali di Alperia. Certamente le comunità energetiche hanno alla base la volontà di un vantaggio anche economico, ma sono sicuramente anche valorizzazione del territorio e soprattutto delle risorse del territorio. Quando si parla di comunità energetiche non si parla soltanto di fotovoltaico, sebbene sia la risorsa cui si pensa immediatamente perché è più facile
facile di installazione. Però ecco, voi che siete appunto un provider che si occupa di servizi energetici che utilizzano proprio le risorse idriche del territorio, vorremmo sapere da voi come si è evoluto un po' l'approccio di Alperia rispetto alle comunità energetiche negli ultimi anni. Alperia ha cominciato a occuparsi. Credo che sia spento. Sì, abbiamo cominciato a occuparci di comunità energetiche direi dal 2018, in realtà dall'incontro con Regal Grid, e da allora abbiamo subito capito che si trattava di un'opportunità con un grandissimo potenziale. Tant'è vero che come unità progetti speciali all'epoca Business Development decidemmo subito di investire e di cominciare a creare un primo progetto pilota, di investire in un primo progetto pilota molto limitato, ancorché non ci fosse la normativa a supporto di tutto questo. Un progetto che ha avuto insomma uno sviluppo molto interessante presso il Tecnopolo, il polo tecnologico di Bolzano, e all'interno del quale abbiamo creato delle unità, dei membri virtuali utilizzando già delle installazioni esistenti, ma poi anche installando delle batterie, degli inverter che ci consentissero di creare una piccola situazione di comunità, proprio per testare peraltro anche tutti l'hardware e tutto il supporto tecnologico che ci veniva messo a disposizione del partner. E lì abbiamo capito appunto che ci sarebbe stato sicuramente l'opportunità di avere uno sviluppo interessante dell'iniziativa. Da lì in effetti i risultati che sono emersi da questo progetto pilota sono risultati estremamente confortanti, e quindi abbiamo continuato in quella direzione, e in quella direzione siamo poi approdati a quello che è l'attuale modello di sviluppo delle comunità energetiche di Alperia, che effettivamente, come lei stava dicendo, punta oggi principalmente sul sistema, sugli impianti fotovoltaici, non per altro, ma perché in questo momento sono anche un po' quelli più semplici da prendere in considerazione, ancorché un domani non è detto che non si prenda in considerazione altro. E soprattutto perché naturalmente si parla anche esplicitamente di impianti di nuova costruzione, per cui anche da questo punto di vista è fondamentale poter puntare su degli impianti che possano essere proposti in principal modo ai nostri clienti e poi possano essere effettivamente installati e utilizzati nell'ambito delle comunità energetiche. Quello che potrà essere un domani poi con l'idroelettrico lo vedremo, insomma si parla di un 30% di potenza installata, ma insomma i nostri impianti sono di un po' datati e anche di una certa dimensione, quindi si tratterà di capire quello che si potrà effettivamente fare quando vedremo il decreto attuativo e quello che ci proporrà. Noi di fatto abbiamo con la nostra società Alperia Green Future e la controllata Solar Total, offriamo già un prodotto fotovoltaico domestico che si chiama Alperia My Home, che va dai 4,5, diciamo 4,5 kW pico fino ai 20 kW, che viene proposto ai nostri clienti domestici e viene già offerto in configurazione. Noi definiamo la configurazione Energy Communities Ready, cioè sostanzialmente i kit che vengono proposti ai nostri clienti sono già comprensivi della tecnologia Regal Grid, che poi ci servirà per l'interconnessione in communities. Ma la cosa più importante è che nel marzo del 2022 è stato sottoscritto un accordo proprio con Regal Grid e un altro operatore del territorio molto importante, Raiffeisenverband, che si occupa di sviluppo di impresa e sviluppo di cooperative, proprio finalizzato allo sviluppo di comunità energetiche in forma cooperativa sul nostro territorio. E a questo protocollo d'intesa in realtà è seguito un altro protocollo, un altro accordo un po' più corposo, che prevede ancora lo sviluppo su 5 anni in esclusiva sul nostro territorio, sempre in joint venture con Regal Grid e Raiffeisenverband, ma anche lo sviluppo, un accordo di programma, ma anche lo sviluppo delle stesse comunità energetiche al di fuori del nostro territorio, non solo più in forma cooperativa. Questo per dire che, come è emerso dal quadro
un po' complesso, diciamo così, che è stato tracciato in precedenza, in effetti il soggetto giuridico che può essere preso in considerazione è di varia natura. Sul nostro territorio funzionano molto bene le cooperative di comunità, ma al di fuori ci sono naturalmente altre opportunità che con questo accordo programmatico su 5 anni abbiamo voluto cogliere e abbiamo voluto portare all'interno del nostro potenziale. Noi nell'ambito di questo accordo di programma abbiamo stabilito di fare dei progetti pilota importanti, perché il nostro protocollo di sviluppo prevede proprio un approccio diretto con le pubbliche amministrazioni. Noi generalmente partiamo con l'approccio alla pubblica amministrazione, proponiamo questo modello su tutto il territorio del comune, e se otteniamo una delibera comunale di interesse al modello che noi proponiamo, immediatamente seguiamo con degli incontri rivolti a tutta la cittadinanza, quelle che definiamo serate informative, che vengono dedicate a tutta la cittadinanza, che può intervenire, chiedere, fare tutte le domande che vuole, e poi procediamo con la raccolta delle adesioni. Abbiamo messo a punto una landing page che viene proposta con un QR code che può essere utilizzato. Generalmente ora voi vedete qui il nostro primo progetto pilota, che è il progetto pilota nel comune di Postal. È un progetto pilota importante perché è il primo, perché Postal è un comune sotteso da un'unica cabina primaria, quindi siamo nelle condizioni di creare, quando arriverà il decreto attuativo, saremo nelle condizioni di creare un progetto pilota esteso a tutta la comunità. E come dicevo, la landing page che avete visto prima, che di volta in volta viene preparata in funzione dei comuni che andiamo a incontrare, consente ai membri, quindi a tutti i presenti, di in qualche modo registrarsi immediatamente e quindi con dare la propria adesione, entrare all'interno della landing page e offrire il proprio interessamento, quantomeno, a far parte della comunità energetica. Questo ci ha consentito, per il progetto pilota di Postal, già di raccogliere 142 membri potenziali della comunità, di cui 55 si sono proposti di installare l'impianto e 87 invece si sono proposti di far parte della comunità in termini di consumers. A questi si unisce poi il comune, quindi la pubblica amministrazione, che ha messo a disposizione 3 edifici pubblici per l'installazione degli impianti, che poi entreranno a far parte della comunità energetica. Tra i vari consumers e presumers ci sono anche delle piccole e medie imprese, quindi nel nostro caso c'è anche l'interessamento delle piccole e medie imprese, e attualmente, ovviamente sufficientemente rallentati dal quadro normativo abbastanza complesso, come abbiamo detto, ma non solo, ma anche dal fatto che tra l'altro a febbraio è anche intervenuto l'altro decreto che ha eliminata la possibilità della cessione del credito d'imposta, quindi oltretutto tutti i prosumers che avevano già ricevuto un'offerta da parte di Alperia per l'installazione degli impianti con lo sconto in fattura del 50%, sfruttando la cessione del credito d'imposta, hanno dovuto rinunciare alla proposta perché non era più possibile, non era più fattibile. Quindi è ricominciato anche tutto il processo commerciale per riportare loro delle nuove proposte e per entrare a far parte delle comunità. Quindi alla complessità si è aggiunta la complessità dell'eliminazione di uno strumento molto importante proprio per l'investimento da parte del privato all'interno della comunità energetica. Per cui noi in questo momento siamo nella fase di definizione degli statuti, dello statuto, dei regolamenti per la ridistribuzione degli incentivi, ma anche delle offerte commerciali, della raccolta delle offerte commerciali e delle adesioni, delle installazioni. Quindi è sicuramente un processo in itinere. Ovviamente Alperia, come abbiamo capito, ha scommesso sul modello cabina primaria, impianto da 1 megawatt fino a un 30% di potenza di impianti di vecchia costruzione, ma è una scommessa. In questo momento non saremmo nelle condizioni, comunque, anche fossimo del tutto pronti, di costituire la comunità. Nonostante questo, siamo anche dell'idea che sia fondamentale farsi trovare pronti nel momento in cui il decreto dovrà uscire, il motivo per cui con i partner, Regal Grid e Raiffeisen Verband, comunque noi stiamo battendo tutto il territorio. Nella prossima
Nella prossima slide vedete che non ci sono tutte, noi abbiamo già, me ne sono occupato personalmente con i colleghi delle Fasenverband, abbiamo già contattato almeno 30 pubbliche amministrazioni, 20 pubbliche amministrazioni hanno già avanzato il loro interesse. Abbiamo 3 progetti pilota in itinere in realtà, non solo quello di Postal, perché abbiamo preso in considerazione le varie casistiche riferite alle cabine primarie, cioè un comune sotteso da una cabina primaria, un comune sotteso da più cabine primarie e più comuni sottesi da un'unica cabina primaria. Su questi 3 casi vogliamo creare dei progetti pilota e affrontare tutte le casistiche e le complessità normative che poi ci consentiranno di replicare i processi in tutte le varie situazioni. I 3 progetti pilota sono in itinere, abbiamo già ottenuto 12 delibere comunali, ci sono 10 progetti aperti in realtà in virtù di queste 12 delibere comunali e le serate informative naturalmente continuano, anche se ogni tanto il ritardo normativo è un po' sconfortante, ma noi continuiamo in questo nostro coinvolgimento capillare di tutta la popolazione, di tutte le amministrazioni, anche perché poi l'obiettivo sarà quello di esportare al di fuori dell'Alto Adige questo modello e cercare naturalmente di far funzionare queste opportunità. Pronti a tutto, insomma. E allora no, certamente un altro tema è quello invece dell'accesso al credito come strumento per le imprese che si occupano di rinnovabili, quindi tutte quelle imprese che fanno parte, vedo che insomma vi siete già organizzati, tutte quelle imprese insomma che fanno parte della filiera, e questa volta ecco volevo proprio chiedere a Giuseppe D'Asti, Desk Energy and Utilities di Intesa San Paolo, che comunque è un istituto finanziario che è molto attento a tutto l'aspetto ESG. In generale il vostro istituto come sta affrontando il tema delle comunità energetiche? Sì, grazie della domanda, innanzitutto buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ma facendo, a volte anche lanciando un po' il cuore oltre l'ostacolo, perché in una situazione dove il quadro normativo e regolatorio non è ancora definito, Intesa San Paolo da diversi mesi sta lavorando, sta studiando per cercare di trovare delle soluzioni poi pronte per tutta la clientela. Qui però volevo invitarvi un po' a comprendere anche la complessità e la difficoltà, al di là dell'alea, diciamo, di un quadro, di un framework ancora al momento non ancora definito. Ovviamente l'Istituto di Credito, come Intesa San Paolo, si pone il problema di assistere tutti i soggetti che dovranno fare degli investimenti nell'ambito della comunità energetiche rinnovabili, vabbè, questo vale anche poi per l'autoconsumo collettivo. E dovete tener conto che la platea di potenziali controparti è molto articolata, molto eterogenea. Perché immaginate una comunità energetica a regime, fra qualche mese, fra qualche anno, quando verranno costituite e aderiranno i diversi membri. Chi può aderire? E chi può aderire poi come producer, cioè come produttore che fa un investimento? Voi sapete che partiamo dalla famiglia, dal privato cittadino, può esserci un ETS, cioè un ente del terzo settore, quindi una cooperativa, una fondazione, le parrocchie, anch'esse possono fare investimenti, la pubblica amministrazione, fino ad arrivare alle imprese. Voi capite che da un punto di vista finanziario e creditizio abbiamo controparti molto diverse, con profili di rischio anche molto diversi. Quindi lo dico questo perché lo sforzo di una banca è quella poi di trovare delle soluzioni adatte per il target di clientela, che ha profili e caratteristiche molto diverse uno dall'altro. Quindi il primo sforzo che noi abbiamo fatto è quello di trovare delle soluzioni finanziarie dedicate per chi indomani farà un investimento all'interno di una comunità energetica rinnovabile. Io qui faccio il focus, immaginate di comprendere la differenza che ad esempio esiste nel momento in cui la banca dovesse valutare di finanziare una cooperativa sociale rispetto invece a un'impresa manifatturiera. Abbiamo profili di rischio, rating molto diversi uno dall'altro e quindi anche l'approccio della banca deve essere diverso.
E ovviamente noi dobbiamo stare molto attenti e cercare di trovare delle soluzioni adatte per le varie tipologie di clientela. Mi soffermo un attimo sulle imprese manifatturiere o imprese anche di servizi. E ovviamente qui lo sforzo è di trovare delle soluzioni finanziarie dedicate. Il nostro sforzo, noi abbiamo già a catalogo alcuni prodotti idonei per sostenere gli investimenti a medio-lungo termine di queste imprese. Il nostro sforzo ad esempio è stato, e qui abbiamo già trovato degli accordi recentemente, ad esempio di agevolare l'accesso al credito di queste imprese, laddove decidessero di fare investimenti nelle rinnovabili e per di più poi entrare in una comunità energetica rinnovabile. Ad esempio qui abbiamo fatto un accordo con SACE e quindi qui possiamo utilizzare uno strumento che già abbiamo a catalogo attraverso una convenzione, cioè la possibilità di ricorrere anche alla garanzia SACE Green. Questo consentirà l'accesso al credito per le imprese che decideranno di fare investimenti. Anche questo è una forma di grande attenzione che la banca manifesta per questo settore. Nel mondo delle imprese dovremo poi tener conto sostanzialmente di un approccio che può essere differente. L'impresa manifatturiera o l'impresa di servizi che fa un investimento in parte o prevalentemente per autoconsumo e la parte eccedente che invece viene messa nella disponibilità di una comunità energetica rinnovabile. Ovviamente questo è un approccio di natura corporate, lo chiameremo noi, cioè valutiamo l'impresa che fa quell'investimento perché quell'investimento prevalentemente va a favore dell'autoconsumo, cioè sostanzialmente gli consente di ridurre i costi operativi, cioè il costo della bolletta elettrica e quindi lavorare sulla sezione B del proprio conto economico. Diverso è il caso in cui invece l'impresa non fa un investimento per autoconsumo, ma produce tutta energia, quindi full merchant, che immette nella rete a prezzi di mercato e poi lo mette nella disponibilità di una comunità energetica. Allora qui l'approccio è un poco diverso, perché questo è un approccio più project, perché tutto quell'investimento si regge sui flussi di cassa generati. Flussi di cassa full merchant, quindi su prezzi di mercato che possono variare. Voi sapete come è variato il PUN negli ultimi mesi. Noi adesso registriamo anche una flessione del PUN. Ieri era 111 euro megawattora. E veniamo da prezzi anche a 300 euro megawattora di qualche mese fa. Quindi un prezzo variabile e quindi un'esposizione al rischio merchant, al rischio mercato. Per di più poi dobbiamo valutare quale potrebbe essere il contributo, cioè la quota di riparto di incentivi che beneficia la comunità energetica che invece va a riconoscere a quell'impresa che realizza l'impianto e lo mette nella disponibilità della comunità energetica. E qui ci sono tante altre variabili che certamente aumentano anche un po' il profilo di rischio. Ad esempio il livello di statuto di quella comunità, i membri di quella comunità. Voi sapete che esiste il principio come liberamente aderisco ad una comunità, liberamente posso uscire dalla comunità e questo introduce un ulteriore elemento di incertezza e di indeterminatezza di quei flussi. Quindi è importante che si valutino il tipo di investimento con i vari profili di rischio. Ciò detto, anche nell'ipotesi di un'operazione valutata in ottica più project, questo secondo caso che vi ho fatto, non spaventa una banca, a me non spaventa Intesa San Paolo, qualche banca un po' più piccola sì, ma perché comunque dobbiamo valutare adeguatamente quell'investimento. Questo è un primo sforzo, lo sforzo di trovare delle soluzioni finanziarie dedicate. Secondo sforzo che abbiamo fatto, tenuto conto anche dell'attuale congiuntura della dinamica dei costi del denaro. Oggi siamo in una situazione che solo pensata e rapportata a 1 anno, 2 anni fa, siamo in una situazione molto diversa, per le ragioni che tutti conoscono. Il denaro oggi costa molto di più solo rispetto a 1 anno, 2 anni fa. E quindi allora c'è un altro tema, un tema di pricing, cioè di tasso di interesse. Lo sforzo che abbiamo fatto, Intesa San Paolo ha già deciso, questo l'ha già deciso, con le proprie strutture, di dare una premialità per tutte quelle imprese che andranno a fare investimenti nelle rinnovabili e che poi mettono nella disponibilità di una comunità energetica. Arriveremo fino a 50 bips di sconto sul costo del funding di quel finanziamento,
che è un notevole sforzo lato nostro, solo perché quella impresa o quel soggetto investitore decide di fare un investimento nelle rinnovabili all'interno di una comunità energetica rinnovabile. Un terzo fronte su cui stiamo lavorando, diamo la possibilità anche del noleggio operativo. Quindi abbiamo un'azienda all'interno del gruppo Intesa San Paolo, Rent for You, che può noleggiare impianti fotovoltaici a favore di un cliente, quindi il cliente a questo punto sostiene un canone di locazione, di noleggio, con la possibilità poi del riscatto finale nel momento in cui termina il contratto. Anche questa è una ulteriore possibilità che diamo alla nostra clientela. Infine, non è finita. E qui posso dirlo perché siamo ospiti anche di Regal Grid. Intesa San Paolo sta studiando e inizia con 2 partner, sta studiando anche delle convenzioni con dei partner tecnici. Uno di questi è in corso di perfezionamento, ma ve lo posso dire, è Regal Grid che ci ospita stasera. Perché un accordo con partner tecnici? Perché chiaramente anche Intesa San Paolo ha una platea, una clientela molto ampia, che va dal retail fino alle imprese corporate. Ebbene, vogliamo aiutare la nostra clientela che qualora dovesse decidere di entrare in una comunità energetica e decide di fare un investimento, possa avere anche una partnership tecnica che lo può aiutare in questo processo. Quindi stiamo definendo poi diciamo da un punto di vista delle procedure di scambi di flussi di informazioni proprio per aiutare la nostra clientela, segnalando sostanzialmente e dando le indicazioni di partner tecnici che li possono accompagnare in questo processo di finalizzato all'investimento. Ovviamente poi l'investimento verrà accompagnato da un sostegno finanziario della banca. Questo vi dice un po' con lo sforzo che stiamo facendo proprio per cercare di venire incontro a tutti coloro che faranno investimenti nei prossimi anni nelle comunità energetiche rinnovabili. Faccio 2 considerazioni finali. La prima, oltre a tutto questo, come diciamo, costruzione insomma, di soluzioni dedicate, ci siamo posti anche il problema di una diffusione della cultura della transizione energetica presso tutta la nostra clientela, in particolare presso le imprese italiane, le PMI italiane. Ed è il motivo per cui noi con le grandi associazioni, i grandi livelli istituzionali abbiamo ormai stabilito delle convenzioni. Abbiamo una convenzione con Confindustria, abbiamo una convenzione con ANCI, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, abbiamo una convenzione con SACE per la garanzia pubblica e abbiamo anche una convenzione col GSE. Perché queste convenzioni? Perché prima banca d'Italia, tra le prime banche d'Europa, abbiamo anche un compito di creare cultura presso la nostra clientela impresa, cultura su queste tematiche. L'esigenza oggi è l'opportunità, anche da un punto di vista economico, di investire in questo settore, perché è nell'interesse delle imprese investire nel settore ed è nell'interesse delle imprese cogliere anche il valore che la partecipazione ad una comunità energetica può generare per l'impresa stessa e per quel territorio dove l'impresa opera. Invece l'ultima considerazione era un po', sembra tutto semplice e facile, non so chi di voi ha partecipato al dibattito precedente, ma questo settore oggi è costellato da grandi ancora criticità, grandi incertezze, grandi, come dire, non definizione ancora di regole. E questo oggi lascia un attimo un po' nell'impasse la situazione. Un tema che non è stato affrontato nella tavola precedente, ma che è estremamente rilevante, soprattutto per gli investimenti, ovviamente lo faccio io lato banca, e non è uscito stranavissimamente, è che tra le varie cose ancora incerte nell'ambito normativo e regolatorio, oggi non sappiamo ancora chi è il beneficiario dei contributi a fondo perduto, se saranno contributi a fondo perduto, del PNRR. E stiamo parlando di 2 miliardi e 200 milioni. È una plafond di risorse finanziarie importante. Chi è il beneficiario di questo contributo?
È la comunità energetica rinnovabile come soggetto giuridico autonomo, come parrebbe oggi la bozza di decreto mandata a Bruxelles, o sono i membri della comunità energetica? Posto poi il vincolo che queste comunità energetiche devono essere ubicate nei comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Questo tema non è irrilevante, perché se il legislatore dovesse decidere che il beneficiario del contributo a fondo perduto, pari del 40%, sia la comunità energetica rinnovabile, voi sapete che la legge pone che le comunità energetiche sono enti senza scopo di lucro, quindi sono enti no profit, sono onlus. E voi capite che solo da un punto di vista finanziario, finanziare un'impresa o finanziare una onlus è un altro mondo, proprio perché c'è un profilo di rischio da parte di controparte molto diverso. Quindi invito, adesso noi anche come associazione di categoria ABI abbiamo posto al Ministero questo tema, è un tema molto serio. Se dovesse essere il beneficiario della comunità energetica, vuol dire che è la comunità energetica che assume investimenti, fa investimenti, assume obbligazioni. E per di più una comunità onlus, un ente onlus. Ente onlus che vi ricordo non può avrà se è riconosciuta, se fosse un'associazione riconosciuta, ha un patrimonio minimo di legge che garantisce. Se non è riconosciuta addirittura rispondono gli amministratori di quella associazione. Ma non hanno ricorso a garanzie pubbliche, non hanno ricorso a garanti soci o membri della stessa realtà, proprio perché questi poi sono anche liberi di entrare e di uscire. E voi capite che da un punto di vista di merito creditizio sono oggettivamente i soggetti più deboli. Questo non deve spaventare, ovviamente stiamo già ragionando qualora si prefigurasse questa ipotesi di lavoro che noi non ci auguriamo, ma ovviamente questo impegnerebbe il sistema bancario a studiare delle soluzioni dedicate proprio per aiutare. Altrimenti rischiamo che questi soldi del PNR su questa iniziativa rimangano nel cassetto. Grazie. Grazie a lei. Complessità, sforzo sono i termini che fino ad ora abbiamo sentito più spesso ripetere, ma anche valore, creazione di valore, opportunità. Giustamente citava ecco, i 2,2 miliardi al netto ovviamente di questo tema che andrà assolutamente risolto e che speriamo insomma Bruxelles ci aiuti a comprendere il prima possibile. Vorrei invece sapere da Maria Rosa Pavanello che ci ha raggiunto, grazie anzi vicepresidente di ANCI Veneto che ci ha raggiunto all'ultimo, quindi grazie per essere qui con noi. Qual è l'esperienza di ANCI Veneto in merito alle comunità energetiche in generale? Quali sono le attività svolte e le prospettive di sviluppo in tal senso? Allora, intanto grazie per l'invito e porto i saluti del Presidente Mario Conte che forse dopo una grande fatica ha cominciato a sentire, deve anche riposarsi, insomma sapete tutti che ci sono state le elezioni e quindi reduce di un risultato anche importante, però su questo tema ANCI Veneto da subito proprio il Presidente Mario Conte ci ha creduto e ci ha creduto grazie al coinvolgimento appunto di Regal Grid, che c'è stato un protocollo d'intesa, un accordo che risale addirittura a fine novembre del 2020. Sono stati individuati 9 comuni pilota, tra cui appunto anche il comune di Treviso, e che stanno andando avanti, in cui sono previste una serie di azioni di assistenza, di formazione, ma credo che ovviamente io posso dire un po' di quali sono i comuni. Sono Treviso, sono Preganziol, si è cercato in qualche modo di trovare comuni già pronti e molto sensibili a queste tematiche e disponibili anche comunque ad investire. E poi c'è il comune di Meolo in provincia di Venezia, il comune di Bassano del Grappa, il comune di Feltre in provincia di Belluno, il comune di Valeggio sul Mincio in provincia di Verona, e chiedo aiuto per questi, me li sono ricordati. Forse Valle di Cadore, adesso non me li ricordo. Valle di Cadore anche, esattamente, stavo dimenticando Valle di Cadore, ecco. E poi ho citato appunto il comune di Treviso, ecco. E quindi già partiti, quindi sapendo che c'era una direttiva europea, sapendo che questo era un tema
assolutamente importante, anche il tema ovviamente dello sviluppo sostenibile, della transizione ecologica ma anche digitale, e quindi partendo con questi comuni l'obiettivo che si è posto il Presidente e tutto l'Ufficio di Presidenza è stato quello in qualche modo di sensibilizzare e di far incuriosire i comuni rispetto a questi temi. Però poi in realtà è successo un cataclisma, perché la guerra e gli aumenti dei costi energetici in realtà hanno, come dire, provocato anche in tutti gli amministratori locali, nei comuni già in grandissime difficoltà, perché ricordo a tutti che i comuni stanno gestendo tutti i fondi PNRR, comuni che per 287 comuni della nostra regione sono comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, su 562 comuni. Quindi la stragrande maggioranza dei comuni anche della nostra regione sono piccolissimi comuni e sono destinatari, perché ci hanno creduto di questa grande opportunità del PNRR, per cui sono tutti in grandissima difficoltà, perché il supporto del personale che doveva esserci con alte specializzazioni, insomma, diciamo che non è andata esattamente come tutti ci aspettavamo, ma credo che insomma è stato un argomento nell'ultimo mese e mezzo abbastanza di rilevanza nazionale, non solo locale, e io sia come vicepresidente vicario di ANCI Veneto, ma anche come presidente dell'altra associazione dei comuni che lavora insieme ad ANCI, che è Ali Autonomie, ho avuto modo di partecipare a tavoli anche nazionali su questi temi. Hanno comunque cominciato a chiedere informazioni sulle comunità energetiche, pertanto ANCI Veneto, insieme con la Regione del Veneto e insieme anche con le province, in qualche modo ha cercato di sostenere e di promuovere eventi per dare un po' il quadro della complessità normativa. Concordo, i precedenti relatori hanno detto che c'è una complessità. Ecco, sì, c'è una grandissima complessità, ma diciamo che quando si ha a che fare con comuni e con fondi anche straordinari, i comuni insomma si sono anche un po' abituati anche a cambiamenti repentini della normativa. Ormai la parola semplificazione, quando la sentiamo noi diciamo siamo molto preoccupati, perché di solito non è una semplificazione, è molto peggio, anche se magari gli obiettivi di partenza sono buoni, diciamo che gli obiettivi sono sempre buoni, ma poi concretamente diventa un'ulteriore procedura, un ulteriore dispendio di energie. E si sono svolti convegni a partire dal 2022 praticamente in tutti i territori provinciali. Diciamo che si sta valutando sempre insieme sia con partner istituzionali, che può essere sia ANCI nazionale, ma anche con Regal Grid e con altri soggetti, in qualche modo di vedere se possono essere utili la creazione di sportelli informativi. Vediamo che ci sono anche tantissimi soggetti privati, ma tante associazioni di categoria che stanno promuovendo incontri, non solo soggetti istituzionali come ANCI, Veneto, Regione e province. E quindi in questa fase che cosa stiamo cercando di fare? Stiamo cercando di far sì che soprattutto i territori al di sotto dei 5.000 abitanti siano pronti per tutte queste risorse, che ricordo il decreto, secondo le informazioni, stiamo seguendo proprio tutto l'ufficio di presidenza nei diversi territori questi temi, anche proprio per vedere come il territorio recepisce poi. Il decreto doveva uscire, quello che è stato mandato a Bruxelles doveva tornare insomma al massimo fine aprile, primi di maggio. Diciamo che siamo a metà maggio, quindi speriamo a fine maggio, adesso abbiamo questa speranza, ma non lo so. Diciamo che noi abbiamo un po' capito che probabilmente i fondi, c'era stato anche un momento in cui si pensava che i fondi potessero essere destinati ai comuni, ma è certo che non saranno destinati ai comuni. Pensiamo con una ragionevole certezza che saranno destinati alle comunità energetiche quale soggetto giuridico, e per quello in qualche modo stiamo lavorando molto su come creare la rete dei soggetti che saranno i componenti della comunità energetica, quindi
oltre a questi comuni pilota, ci sono altri comuni che in qualche modo stanno prendendo in mano la situazione e coinvolgendo associazioni di categoria, parrocchie e poi vedendo anche quali soggetti tecnici coinvolgere per creare in primis un'associazione tra quelli che saranno poi componenti della comunità energetica e anche proponendo diversi modelli. Quindi si sta studiando, oltre, ho sentito citare il modello delle cooperative sociali, si sta provando a studiare il modello di fondazione di comunità, sono nate alcune associazioni, ci sono già dei protocolli d'intesa e poi devo dire che molti comuni pensano, io ho sentito solo una piccola parte del precedente panel, e si parlava tanto del valore sociale che possono avere le comunità energetiche. Ecco, molti comuni e anche ANCI crede che davvero possano creare un maggiore valore sociale, ma io direi valore pubblico, che quindi azioni che poi si possono misurare come incremento di ricchezza di vario tipo sul territorio. E posso anche citare un esempio che ovviamente siamo in una fase preliminare perché chi mi ha preceduto ha ben ricordato che non abbiamo ancora, o si parte con la normativa precedente, però a questo punto, arrivati a questo punto, credo che bisogna farsi trovare pronti per questo decreto che stiamo attendendo tutti con grande ansia, ma si sta pensando, oltre che di coinvolgere soggetti che hanno consumi molto elevati di energia, si sta pensando anche che l'energia in più o in qualche modo comunque quel plus valore e far sì che siano comuni che fanno magari l'investimento sulla prima comunità energetica, quindi parliamo di comuni che non sono comuni sotto i 5.000 abitanti, ma sono i cosiddetti comuni intermedi, non sono città capoluogo, ma non sono neanche comuni piccoli. Ad esempio il comune di cui io sono stata sindaco fino a giugno dell'anno scorso, ho fatto 10 anni il sindaco, attualmente sono in consiglio e sono consigliere metropolitano, ha deciso di fare l'investimento per la prima comunità energetica mettendo a disposizione, come è stato detto, il tetto di una scuola che aveva un impianto secondo le vecchie normative e chiamando Confcommercio, Confesercenti, l'associazione CNA, le parrocchie, Lega Ambiente, tanto per fare un esempio FIAB e alcuni privati, quindi credo per un totale di 15 soggetti, è già stato fatto un protocollo d'intesa e per far sì che questa sia la prima comunità energetica. Hanno deciso, vabbè, l'ubicazione, quanta energia produrrà l'impianto. Per quanto riguarda gli statuti e che forma giuridica ne stanno ragionando anche pensando magari anche alla fondazione di comunità, non solo alle cooperative sociali, però il comune di fatto farà l'investimento e sta in qualche modo sostenendo la spesa per l'accompagnamento. Io credo che in qualche modo forse questo dovrà essere un po' il modello e cercheremo di far sì che siano un po' i comuni che si facciano promotori di una spinta iniziale magari di investimento di un po' di risorse per creare i primi incontri, la rete dei soggetti e accompagnare questo percorso, perché è evidente che tutto il territorio ne acquisisce valore, a prescindere dal fatto che il comune poi sia socio o meno, perché poi ci possono essere altre formule rispetto all'impianto, a come utilizzare l'impianto, perché insomma sappiamo, si stanno studiando insomma queste modalità. Credo che questa sarà la linea insomma che in qualche modo sosterremo e stiamo sostenendo. Poi siamo nei tavoli nazionali dove ho visto anche la referente di ANCI nazionale, come ANCI Veneto, siamo nei tavoli nazionali per vedere un po' di promuovere i modelli che sono da un lato anche un po' più semplici, perché la semplicità non esiste proprio in questa materia, ma insomma che possono essere più di facile realizzazione, che hanno già degli esempi concreti e quindi siamo anche capofila rispetto alle altre ANCI d'Italia rispetto a queste tematiche, visto che c'è stato proprio un avvicinamento proprio iniziale e quindi su questi temi insomma ANCI Veneto sta mettendo tutte le forze e le energie, però ricordando a tutti
che comunque i comuni sono davvero sovraccarichi di lavoro in questo periodo, proprio per raggiungere gli obiettivi del PNRR, perché raggiungendo gli obiettivi li facciamo raggiungere a tutti gli altri livelli, perché fallendo gli obiettivi di adesso delle gare e degli affidamenti, diciamo che le ripercussioni ce le ha il sistema paese, non ce l'hanno solo i comuni, ecco. E di questo siamo perfettamente, insomma, consapevoli, come siamo consapevoli che questo è un tema assolutamente prioritario e credo sfidante, insomma. La complessità, ahimè, ci hanno abituato, quindi la affronteremo. C'è anche la consulta ambiente e territorio di Anci Veneto con il presidente, che è un sindaco, sempre l'architetto Cavazzana del Padovano, che in qualche modo coordina sia l'ufficio di presidenza che la struttura amministrativa, sempre insufficiente, perché noi abbiamo bisogno comunque di esperti e ci avvaliamo di supporti esterni, ma per dare comunque questa forma di informazione e sostegno e esempi di alcuni modelli. Questo è questo che stiamo facendo e che continueremo a fare, sollecitando di non perdere la tornata comunque degli importanti fondi rivolti ai territori al di sotto dei 5.000 abitanti. E speriamo che esca entro maggio questo decreto. Grazie. Lo speriamo, grazie mille a lei. Certamente in questo momento la strada è tutta da tracciare, quindi sicuramente c'è lo sforzo maggiore. Un altro settore che in questi ultimi 3 anni ha sicuramente subito diverse difficoltà, a partire insomma dalla pandemia e poi ovviamente anche il caro bolletta, è sicuramente quello turistico. Qui con noi c'è Marco Gottardo, direttore di Federalberghi Veneto. Com'è stata la ripartenza dopo il Covid e dopo anche insomma, tutto il periodo pandemico e dopo anche questi incrementi cui avete assistito? Quali sono le opportunità che potreste cogliere dalle comunità energetiche come settore? Sì, buonasera a tutti e grazie dell'invito. Ma negli ultimi 3 anni diciamo che per il settore turismo c'è stata un po' la tempesta perfetta, quindi eventi pandemici, caro bollette, conflitto bellico. Nonostante tutto stiamo ripartendo a livello nazionale ma anche a livello regionale con dei dati che ci lasciano ben sperare per il futuro. Spesso quando pensiamo all'energia, adesso stiamo ragionando sulle comunità energetiche, ma più in generale anche quando riflettiamo con i pubblici amministratori di servizi sui territori, non sempre abbiamo la capacità di ragionare sulla dinamica turistica, cioè spesso ci fermiamo a riflettere sulla consistenza residenziale dei territori, sugli edifici produttivi, però spesso la dinamica dei flussi turistici che insistono sul sistema paese e sulla nostra regione molte volte non li teniamo in considerazione. E viceversa è un dato estremamente elevato. Se pensiamo in Italia, che è uno dei principali paesi mondiali per flussi turistici, abbiamo circa 500 milioni di presenze ogni anno su circa 35.000 alberghi. Questo dato nella nostra regione, che è la principale regione turistica italiana, rappresenta circa il 10% del movimento complessivo. Nel 2019 abbiamo avuto il dato record, 72 milioni di presenze, per un valore aggiunto complessivo di circa 10 miliardi. Quindi chiaramente queste persone che si spostano, evidentemente oltre in qualche modo a portare un valore per i territori, però consumano servizi e consumano anche energia, consumano anche energia elettrica in modo molto importante. Ad esempio la bolletta energetica, se consideriamo, abbiamo fatto uno studio con il nostro centro studi di Federalberghi a livello nazionale, con Schneider Electric, nel 2019 la bolletta energetica elettrica totale è stata superiore ai 13.000 gigawatt, quindi voglio dire un dato molto importante, che poi calato nella specificità ci sviluppa una riflessione di questo tipo, ovvero che un albergo rispetto ad un edificio residenziale o ad un edificio destinato
commerciale piuttosto che a direzionale, assorbe il 250% in più. Nello specifico una camera di albergo ogni anno sviluppa un consumo di circa 5.000 kWh e questi chiaramente sono dati che da una parte evidentemente producono una bolletta energetica, un consumo energetico importante e dall'altra parte in qualche modo però sia per tematiche legate alla responsabilità sociale, sia per tematiche legate al brand, ovvero all'immagine di un settore che evidentemente vende servizi, vende benessere, ma deve vendere anche valori e chiaramente quello del risparmio energetico ritengo che sia un valore centrale, ma d'altra parte che ha la necessità in qualche modo anche di adattarsi ai tempi e quindi di un po' alla volta contenere e ridurre questo valore. Nel 2022 poi diciamo questo dato importante in termini di consumo, di assorbimento di energia elettrica da parte degli alberghi, evidentemente con il caro delle bollette elettriche ha subito un'accelerazione molto importante. Abbiamo avuto casi mese su mese di aziende che hanno avuto rispetto agli anni precedenti, agli anni pre-Covid, penso ai mesi di luglio e agosto in cui abbiamo avuto i picchi sul consumo dell'energia elettrica dato dagli impianti di condizionamento fino al 250-300% in più di bolletta energetica rispetto agli anni precedenti. E quindi chiaramente questo tipo di dinamica ha avuto due tipi di impatto. Il primo, quello dell'aumento dei prezzi, che poi ha creato chiaramente quel volano di aumento dell'inflazione, diminuzione del potere d'acquisto, aumento dei tassi di interesse, e quella è stata, come credo un po' in tutti i settori, il primo strumento che le imprese e gli imprenditori hanno avuto per poter affrontare il tema del caro energetico. Dall'altra parte però, subito in seconda battuta, è arrivata la questione della velocizzazione, dell'aumentare la velocità della transizione ecologica, della transizione alle energie rinnovabili, in un settore, in quello del turismo, che purtroppo, tranne qualche caso isolato, penso ad esempio, ce l'abbiamo qui vicino, il bacino termale Euganeo, uno dei primi casi in assoluto di comunità energetica primordiale, che è un esempio probabilmente che pochi sanno, però tutti i 100 alberghi del bacino termale Euganeo di fatto si riscaldano con l'acqua termale. Stessa falda, pochi pozzi termali e sistema di distribuzione. Quindi è stata forse uno dei primi esempi nazionali, ma sicuramente regionali, di comunità energetica. Però al di là di questi esempi, diciamo così, in qualche modo spontanei e isolati, purtroppo la maggior parte delle strutture alberghiere ad oggi sta magari pensando al tema della transizione, però non ha ancora ben chiaro il tema della comunità energetica, anche perché non fa uso di energie rinnovabili, sia perché siamo in un paese, in una regione in cui, ad esempio il Veneto, 400.000 imprese, 366.000 imprese hanno meno di 5 dipendenti e meno di 2 milioni di euro di fatturato, chiaramente non si possono permettere un energy manager, non possono avere un CFO, cercano di far quadrare i conti, il loro conto economico, diciamo, gestendo nella quotidianità l'aspetto commerciale, l'aspetto dei costi, però sono imprese che non hanno ancora la cultura di guardare nel medio-lungo periodo l'impatto della transizione verso le energie rinnovabili. E credo quindi che tutti chi opera nel terzo settore, dalle associazioni di categoria, ma chi anche lavora nell'interesse diffuso, e anche le pubbliche amministrazioni, abbia, credo, prioritariamente la responsabilità di riflettere, di ragionare, di implementare, impostare percorsi di informazione e di aumento della cultura dell'imprenditore affinché si possa arrivare, prima ancora che alle comunità energetiche, però a un utilizzo dell'energia rinnovabile.
Purtroppo in parecchie destinazioni turistiche ci sono delle problematiche nell'installazione dei pannelli fotovoltaici, se vogliamo semplificare il tema, diciamo, pensando solamente al pannello fotovoltaico. Se penso a Venezia, se penso a Verona, se penso al centro di Padova, la maggior parte degli alberghi sono soggetti alla sovrintendenza, sono in aree dove purtroppo anche il suolo pubblico è, diciamo così, fortemente edificato. Mi è più facile pensare a destinazioni più leisure, quali possono essere la nostra costa, Jesolo, Caorle, le Terme Euganee, il Garda, dove viceversa sia gli spazi pubblici che gli spazi privati, i tetti degli edifici piuttosto che le pensiline dei parcheggi, possano essere adibite con una certa facilità e con una certa semplicità a, diciamo così, veicoli per poter installare i pannelli fotovoltaici e poi per poter costituire le comunità energetiche. Quindi io credo che in ogni caso il grande tema delle energie rinnovabili e delle comunità energetiche sia una grossa opportunità per il settore turistico, sia per una questione, come dicevamo prima, di brand, sia per aderire agli obiettivi di policy della Comunità Europea, che un po' a tutte le imprese imporranno delle specifiche per poter continuare nel loro operato, ma credo che anche nel rapporto con gli istituti di credito, anche noi abbiamo una convenzione con Banca Intesa e stiamo andando sui nostri imprenditori cercando di far cultura su questo tipo di aspetti, però gli istituti di credito stessi già iniziano a ridurre i tassi. Parlo in modo molto semplice, a chi implementa politiche di sostenibilità ESG probabilmente fra qualche anno il credito a chi non avrà questo tipo di politiche non lo erogheranno nemmeno. Quindi sicuramente un tema di brand territoriale, sicuramente un tema di adattamento agli obiettivi di policy, sicuramente un tema di risparmio, su questo non v'è dubbio, ma anche un tema di cominciare a sinergizzare e a concentrare le imprese. Come dicevo, molte imprese molto piccole, evidentemente nel medio-breve periodo queste imprese, diciamo, non si concentreranno, non cresceranno dimensionalmente, però il tema delle comunità energetiche potrebbe essere uno strumento che aggrega queste imprese, cioè la gestione dei servizi o l'utilizzo dei servizi in modo comune. Penso che da questo punto di vista possa essere una grande opportunità. Come associazione di categoria evidentemente stiamo intercedendo nei confronti delle pubbliche amministrazioni nazionali, regionali, anche con il Presidente Conte. Poco tempo fa abbiamo fatto un convegno sul futuro degli alberghi, quindi stiamo cercando in qualche modo di capire quale possa essere il punto di caduta normativo che ad oggi è prefigurato ma non è ancora ben chiaro, in modo che queste comunità energetiche poi effettivamente possano avere una loro funzionalità e una loro utilità. Stiamo stringendo convenzioni con gli istituti di credito perché chiaramente prima di fare le comunità energetiche, i pannelli fotovoltaici o in ogni caso gli strumenti, i veicoli che portano le energie rinnovabili hanno la necessità di essere installati e purtroppo gli strumenti di pubblica finanza ad oggi sono insufficienti. Il PNRR ha in parte finanziato il settore, però ha finanziato purtroppo pochissime aziende, circa 3.000 su 35.000 in Italia. Le politiche di coesione della Comunità Europea è vero che fino al 2027 porteranno alle nostre imprese circa 1,5 miliardi di euro, però è altrettanto vero che questi finanziamenti pubblici saranno soggetti alle direttive de minimis e quindi le imprese potranno utilizzare solamente 200.000 euro nel triennio e capiamo che con 200.000 euro in determinate strutture purtroppo poco si può fare. Grazie mille, grazie. I temi da sviscerare sono ancora tanti evidentemente, ma questa è una strada che ormai è stata tracciata e non è più possibile tornare indietro. Io ringrazio ancora gli speaker di questa prima parte di interventi frontali, ringrazio Alessandro Costa, Giuseppe D'Asti, Marco Gottardo e Maria Rosa Pavanello e invito a un rapido cambio palco. Ringrazio anche Stefano che mi ha fatto compagnia in questa prima parte di workshop. Invito
invito a salire sul palco invece gli speaker della tavola rotonda, che sono Fabio Fiorot, referente delle comunità energetiche CNA Veneto, Raffaele Mazzucco, che è imprenditore e consigliere di Confindustria Veneto Est, nonché presidente dell'Associazione del Parco Industriale San Michele e consigliere della Fondazione Fabbri. E invito anche Margherita Salmaso, Technical Sales Project Manager di Fronius Italia, eccoci. E infine c'è ancora Sergio Crivellere, economo della diocesi di Treviso, e poi ancora Jonathan Morello Ritter, che è presidente di Confapi Ambiente Padova. Eccoci, ok, perché avevo più o meno individuato tutti quanti prima, mi mancava lei. Allora, entriamo un po' anche nel vivo, insomma, del tema. Abbiamo visto che le difficoltà da affrontare sono numerose e va anche far sì che per far sì che queste CER si sviluppino c'è anche una necessità di accordi territoriali per concretizzarle proprio sulle esigenze del territorio, e quindi mi riferisco proprio a Fabio Fiorot, referente per le comunità energetiche di CNA Veneto. Qual è l'esperienza, insomma, di CNA Veneto sul tema? Grazie a tutti intanto e grazie per l'invito a Regal Grid. Per quanto ci riguarda, noi ci siamo attivati subito, quindi nel 2020 col milleproroghe già avevamo, insomma, idea di affondare, di fare un affondo sulle comunità energetiche. Questo perché come piccole imprese già, diciamo, negli anni precedenti avevamo fatto degli approfondimenti, soprattutto in giro per l'Europa, sulle smart grid, su quelle che potevano essere modelli di energia condivisa, e anche sul poco che in Italia c'era, con naturalmente le condizioni di rete privata che ben prima ha anche ricordato ANCI. Per cui molto interessati soprattutto per un problema proprio di finanza pubblica, perché lo ha ricordato prima in diversi, le piccole imprese dopo l'ultimo conto energia sono state di fatto escluse da qualsiasi finanziamento per quanto riguarda il fotovoltaico. Per cui anche al rappresentante di Federalberghi di prima voglio dire che in realtà le piccole imprese fanno di quello che è, diciamo, il green e l'efficienza energetica una parte comunque, anche se impegnati al quotidiano, diventa una parte, diciamo, importante, che non è trascurata. Fino all'ultimo conto energia abbiamo installato molto di fatto. Perché? Perché per noi, anche per quanto riguarda tutta la sostenibilità, per l'artigiano è normale, lo scarto lo riutilizza, cioè con una finanza molto piccola in realtà l'attenzione al green è connaturata comunque. Certo. Per cui questi strumenti per noi sono fondamentali. Quando si sono depauperati dopo l'ultimo conto energia, di fatto per noi è stato un grande problema. Per cui a parte continuare a insistere a livello governativo perché venissero rimessi questi finanziamenti in qualche modo, abbiamo guardato le comunità energetiche come possibile finanziamento, oltre naturalmente alla parte sociale che ci piace molto. Abbiamo quindi avuto la fortuna di conoscere anche noi Regal Grid, e già dal 2020 abbiamo fatto un accordo con loro operativo, da una parte informativo, per cui abbiamo fatto tantissimi seminari in giro per il Veneto, per le nostre imprese, non solo, per andare appunto a far capire qual era il nuovo modello, che ne convengo, è proprio nella cultura che fa la differenza, cioè è un cambio è un cambio di paradigma che è epocale. Dobbiamo immaginare che in Veneto le piccole imprese abituate quindi diciamo, a scaffare ogni giorno uno dopo l'altro, ma in una certa solitudine di fatto, condividere un asset così strategico come quello energetico è uno scoglio, come lo è stato uno scoglio fare rete. Tuttavia, negli anni siamo riusciti a portarle verso questi tipi di modelli, per cui se non siamo riusciti, se non a fare dei progetti, diciamo, in itinere ancora, ma questa è la norma, appunto, lo sappiamo tutti, non ci ha concesso oltre, sicuramente molto abbiamo fatto dal punto di vista di informazione. E infatti in questi 2 anni devo dire che artigiani e piccole imprese tutte
ormai masticano la cosa. È importante masticarla proprio perché il cambio di cultura, a mio avviso, è la prima parte, la parte più importante. Tuttavia poi nel corso del 2022 abbiamo anche dei progetti, diciamo, in itinere che stiamo verificando sempre grazie appunto alla parte tecnica di Regalgrid che ci supporta, per cui siamo in grado di costituire una comunità energetica dalla A alla Z, per cui dei servizi concreti che per noi sono fondamentali sostanzialmente. Ecco, una battuta brevissima perché mi toccherà essere un po' più cattiva Certo. in questa seconda parte di Tavola Rotonda. Il ruolo dell'installatore qual è? Il ruolo dell'installatore dal nostro punto di vista è chiave e infatti quando abbiamo siglato l'accordo con Regalgrid abbiamo previsto una convenzione proprio per gli installatori, in quanto essendo l'esecutore poi materiale di quelle che sono le comunità, o meglio dell'installazione del fotovoltaico, può in quella sede promuovere un modello diverso e quindi non l'autoconsumo, ma l'autoconsumo in una logica diciamo più ambiziosa di comunità, ma per saperlo deve fare un passo anch'egli, sia rispetto alla coscienza appunto della comunità e di questo nuovo paradigma dell'energia, che investirsi di un ruolo che non è più il ruolo tradizionale dell'installatore, diciamo confinato in qualche modo all'installazione degli impianti tradizionali, ma deve diventare anch'egli un consulente energetico. Per questo stiamo appunto operando da anni con la formazione, insomma, per portarli a questo livello. Per cui questo è, a nostro avviso, installatore può essere veramente la chiave, il grimaldello per andare, perché i cittadini appunto, avendo il rapporto quotidiano, li conosciamo tutti i nostri installatori perché abbiamo purtroppo bisogno molto spesso, può appunto essere un veicolo informativo molto importante. Assolutamente, un ruolo chiave in questa transizione anche culturale. Stiamo vedendo anzi diversi tipi di modelli. Un modello interessante è quello che stanno sviluppando le aziende del parco industriale di San Michele, e questo modello appunto dedicato proprio alle PMI, e volevamo chiedere appunto a Raffaele Mazzucco, che è il presidente dell'associazione, di cosa sta facendo esattamente il progetto Smart Oasis. Beh, intanto buonasera a tutti intanto e grazie per l'invito. Noi siamo partiti un po' prima delle comunità, già questo progetto è nato parecchi anni fa da un'iniziativa attraverso la provincia di Treviso, 2 comuni, il Pieve di Soligo in questo caso, Sanale e la Battaglia, che attraverso il coordinamento di Confindustria Veneto Est ha messo in piedi un meccanismo, la possibilità di costituire una società di imprenditori, in questo caso di imprese, che possano gestire le aree industriali alle quali i comuni hanno grosse difficoltà a poterla gestire, penso solo allo sfalcio dell'erba, alle pulizie, la gestione delle strade, e quindi noi ci stiamo sostituendo a quelli che sono praticamente i lavori che fanno i comuni, dove quindi poi i comuni daranno a noi il loro contributo e noi attraverso i soldi che prima loro usavano, magari anche male qualche volta, noi invece vogliamo usarli bene. Abbiamo in realtà rotto quel meccanismo in cui vedere tutto quello che è al di là del nostro cancello come quello del comune e invece vederlo come appartenenza nostra. Ma tutto questo poi serve anche per avvicinare comunque anche il paese, cioè Smart Oasis è quel meccanismo in cui prevede l'avvicinamento di quelle che sono praticamente le persone al di là dell'orario lavorativo anche verso l'utilizzo delle aree industriali per il progetto, soprattutto per quanto riguarda il movimento mobile lento. Quindi stiamo completando anche tutti i progetti per completare quelle aree ciclabili che tante volte sono monche, l'area industriale le fa fino a un certo punto, il comune fa a un certo punto, mancano magari 100 metri, 50 metri, e anche la gestione soprattutto del verde per entrare poi in tema sostenibilità. Questo ci ha agevolato nella comunità perché ovviamente noi la società ce l'abbiamo già. Abbiamo già un soggetto giuridico che può già far parte della comunità energetica. Questo ci ha permesso cosa? Perché comunque noi imprese, oggi noi rappresentiamo un'area industriale composta da 2 comuni, ci sono 150 aziende, di cui 11 si sono associate, partecipano a questa società e stiamo adesso allargando a tutti quanti la possibilità di poter entrare e poter gestire questo. Questo qui, essendo già comunità, è stato facile parlare con gli imprenditori che sono già aperti a questo tema, solo
solo che però rispetto a quello che magari, scusatemi, ho sentito fino adesso, mi dispiace che la parte pubblica non ci sia, noi non vogliamo soldi, non so se mi spiego, cioè è sbagliato, è tutto il contrario, cioè non dobbiamo dare soldi, contributo e fondo prodotto così. Guardate che l'autoconsumo è già finanza, non so se mi spiego, l'impianto si autopaga, non so come spiegarlo, cioè oggi soprattutto il piano di ammortamento è molto breve, più costa energia più breve è comunque l'ammortamento dell'impianto. A noi basterebbero, pensate un po' per assurdo, se già arrivassero solo il 5-10% del fondo perduto di quello che noi investiamo, è un sacco di roba, ma in realtà non ci serve. Perché in realtà io non riesco a capire perché si parla di fondi perduti, non sono necessari. Quindi l'impianto si autofinanzia, che lo faccia il comune, che lo faccia un privato, che lo faccia un pubblico, viene fatto intanto per il primo motivo principale. La legge non dice di fare un impianto per l'autoconsumo. La legge nasce per fare in modo di decarbonizzare, diciamo, il nostro pianeta e quindi l'unico modo è produrre energia da fonti rinnovabili. La legge parla di questo. Poi la coscienza dell'imprenditore o delle persone ti porta a spingere. C'è stata la guerra che ci ha spinto ancora di più, ma tutto nasce da lì. E allora, in realtà noi oggi, per dire, noi abbiamo un certo numero di aziende, sono intanto in questo momento 5, attraverso l'aiuto di Regal Grid, non è perché Regal Grid è qui che mi ha invitato, ma Regal Grid noi l'abbiamo cominciato a parlare un minuto dopo, quando è nata la legge a dicembre del 2021, il mese dopo già noi abbiamo cominciato a discuterne e a cercare di capirla. Oggi noi siamo in grado, stiamo investendo per quasi 5 megawatt di produzione, siamo solo 5-6 aziende, si stanno alleando altre aziende al quale non tutte partecipano con Regal Grid, sono libere di fare gli investimenti con chi credono, lo fanno con i propri investimenti, confermo anche, scusi, non conoscevo qua il signore di Banca Intesa, ma poi anche stamattina abbiamo firmato un protocollo con Banca Intesa per finanziare una parte di questi investimenti e quindi pensate un po', già 5 megawatt, noi stiamo coinvolgendo i nostri dipendenti, noi abbiamo un bacino di queste aziende già di oltre 500 dipendenti perché abbiamo bisogno di soggetti passivi e tra l'altro anche si sono aggregati come soggetti passivi anche i 2 comuni che possono partecipare a più comunità, non è che abbiano necessità di fare una sola comunità e quindi in realtà proprio io consiglierei in questo momento, i comuni non hanno spazio, non hanno tetti, noi nelle aree industriali abbiamo una marea di tetti disponibili, sconsiglio anche di occupare il verde, c'è un sacco di tetti disponibili, sfruttiamoli, sfruttateci, diamoci una mano per sfruttare le superfici grandi, anche perché nelle superfici grandi si spende meno. Certo, si lega molto ovviamente alle risorse del territorio, alle risorse del territorio, a quello che si può offrire. Grazie mille, questo è un esempio davvero molto interessante, speriamo replicabile il più possibile. Si è parlato ecco, di comuni, adesso vediamo un pochettino, Padova è stata tra le 100 città scelte come Clean Cities e Confapi Ambiente Padova è stata una delle firmatarie del progetto Padova 2030 che la vede come città a neutralità climatica al 2030 appunto. In che modo, che tipo di sostegni anzi vi aspettate in tal senso anche magari attraverso le comunità energetiche? Sicuramente l'obiettivo di arrivare a 20 anni prima degli altri, cioè 2030, a emissioni zero è un importante obiettivo per il Comune di Padova e sicuramente gli investimenti che sono stati fatti sulla mobilità, ad esempio, guardiamo il tram, guardiamo gli altri 100 bus elettrici che adesso saranno inseriti dentro, quindi ci sarà una mobilità che al 90% a livello pubblico sarà elettrica, richiede sicuramente una grande visione, un grande impegno e sono contento che c'è chi parla di zone industriali non come qualcosa da buttare via ma come un'area da valorizzare e questo sicuramente noi come Confapi l'abbiamo promosso da tempo, cioè capire come la zona industriale possa essere considerata una centrale di energia rinnovabile magari anche per il centro storico. Cioè la funzione effettiva delle comunità energetiche, che può essere il produrre da una parte e autoconsumare dall'altra, in realtà è da tanti anni che è attiva e fattibile in tanti paesi, tra cui, voglio dire, parlo del Brasile ad esempio. Ecco, solo quando ho sentito l'autoconsumo è sufficiente, sono contentissimo, meno male. Cioè nel senso che, attenzione, l'incentivo, stiamo parlando di comunque 10 centesimi di euro, 11 contro i 30, 40, 50 che si ha di vantaggio economico e finanziario con l'autoconsumo diretto.
E quindi sicuramente il passaggio a questo meccanismo eventualmente di poter utilizzare delle aree in zone industriali, ad esempio dove siamo noi, dove sono le PMI effettivamente, è fondamentale, sia per l'utilizzo in loco che per chi effettivamente vuole utilizzarlo diversamente. Ecco, sicuramente questa è la funzione che può avere oggi per noi la comunità energetica. Chi non ha la superficie per installarselo sul tetto, poter adoperare l'energia in eccesso di qualcun altro. Ecco, questo è sicuramente un principio ottimo che deve essere portato avanti. Certo, c'è anche una questione, un tema, il tema della sostenibilità, non solamente ambientale, non solamente ovviamente sociale, che è importantissima, ma anche un tema di sostenibilità finanziaria. E questo credo che sia qualcosa da mettere un po' alla luce. Adesso io spero che qualcuno prima di me abbia trattato questo argomento, perché lo ritengo fondamentale. Il collega di CNA parlava dal 2010 che noi non vediamo incentivi per il fotovoltaico, e non è finita bene per tutti, perché quando sono terminati gli incentivi molte aziende, soprattutto nel Padovano, in ginocchio. 10.000 addetti sono proprio fallite purtroppo, perché dalla sera alla mattina, ecco, io ricordo, c'erano 3 modalità per terminare, diciamo, questo incentivo, no? C'erano termini temporali, c'erano termini di raggiungimento di gigawatt, e l'altro ovviamente erano raggiungimento del budget. Ecco, ovviamente il budget è stato raggiunto prima di tutti, grandi investimenti che purtroppo hanno creato un dissesto poi in tutta quella che è il settore, il comparto che poi è ripartito molto dopo, perché inizialmente, quando è finito il conto energia, non era da subito sostenibile. Oggi il collega fianco a me dice: attenzione, guardate che il fotovoltaico è già sostenibile da solo con l'autoconsumo, in 6-7 anni si ritorna e c'hai altri 20-25 anni di utilizzo gratis, cioè uno degli investimenti migliori al mondo. Allora c'ha un rendimento incredibile. E quindi io dico benissimo, questo è importante. Allora impariamo dall'esperienza, signori. Qui non più tardi di qualche mese fa, anzi direi che siamo ancora nel mezzo del guado, super bonus che stanziate risorse, banche, imprese, enti hanno investito su questo settore e si sono trovati in grande grossa difficoltà. Ecco che io dico: attenzione, questa volta abbiamo fatto bene i conti? Cioè questi 110 euro a megawattora effettivamente da dove li portiamo via? Da dove li tiriamo fuori? Ci sono tante aziende, ancora banche, che investono. Dice: beh, allora se tutti stanno investendo è sicuro. Beh, succedeva anche nel 110, è successo anche prima che tanti, anche grossi player, abbiano investito. Oggi la necessità è di capire, attenzione, le capienze, perché qui gli investimenti, se io faccio un mega che è la taglia, come abbiamo sentito, che è quella che effettivamente è quella più funzionale, perché sotto diventa un investimento sì sociale, ma non certamente dei migliori a livello economico, e qui vuol dire 1,5 milioni, 1.800.000 euro di investimento, che se dopo a un certo punto mi si dice: ah sì, purtroppo abbiamo raggiunto il budget, arrivederci. No, questo creiamo un ulteriore danno a quella che è la piccola e media impresa. Allora, a tutela della piccola e media impresa, ovviamente una delle domande che abbiamo fatto anche col Comune di Padova, che sulle comunità energetiche è avanti, perché sta facendo dei tavoli tecnici molto importanti. Lunedì eravamo con GSE anche noi, nel senso, a parlare direttamente sulle proposte di come promuoverle, no? E la mia domanda è stata appunto questo: ma signori, ci sono le risorse per poterlo portare? È sostenibile? I soldi che provengono dallo scambio sul posto un domani sono sostenibili io non so di voi, ma con ogni persona che parlo vuole costruire almeno 2 o 3 comunità energetiche. Quindi, insomma, bellissimo dal livello di risultato, però signori, significa in termini di risorse da coprire a livello finanziario molto importante. Ecco, quindi questa è una riflessione solo per essere un po' tutti rassicurati, in maniera da capire effettivamente se ce n'è per tutti o se bisogna andarci un po' coi piedi di piombo da questo punto di vista. Sì, sicuramente ci sono una serie di riflessioni che vanno fatte in questa fase. Invece adesso vorrei portarvi l'esempio di Fronius Italia, che è un partner con cui Regal Grid si interfaccia da diverso tempo. Qui con noi c'è Margherita Salmaso. Abbiamo parlato di modelli di CER per PMI, qui possiamo forse parlare invece di modello CER Fronius, che proprio sul proprio tetto vorrebbe partire per
per la creazione di una comunità energetica? Ce ne parla un po'? Sì, intanto buonasera a tutti. Il nostro modello di CER è stato anche in parte già approcciato dai presenti e anche nel panel precedente. Intanto facciamo un'introduzione a quella che è Fronius, perché a differenza di tanti altri relatori io rappresento un'azienda che è proprio uno storico manufacturer di inverter fotovoltaici. Quest'anno abbiamo festeggiato i 30 anni della divisione solare, quindi Fronius ha iniziato a produrre inverter quando ancora non c'era la possibilità di connettere un sistema fotovoltaico alla rete elettrica, quindi stiamo parlando della preistoria di questo settore. Ci troviamo qui a parlare di comunità energetiche, lo dico in maniera un po' provocatoria, ma perché parliamo di impianti fotovoltaici? Perché adesso io vi invito a non fare l'errore di dire ah vabbè adesso faccio un impianto fotovoltaico perché devo fare una comunità energetica. Ecco, non credo sia del tutto giusto questo approccio, intanto perché la parola CER, la sigla CER è comunità energetica rinnovabile, ok? E poi perché, l'hanno detto anche altri relatori precedenti, cioè gli incentivi della CER to cure non sempre sono il maggior incentivo, il maggior beneficio che possiamo trovare quando facciamo un investimento in energia rinnovabile. Sicuramente ci sono due livelli diversi, dei punti di vista diversi. A livello di pubblica amministrazione l'idea di fare comunità è molto più importante, quindi l'idea della comunità energetica spinge a aumentare il livello di investimenti in rinnovabile, però per quella che è una PMI, per esempio un soggetto energivoro, ovviamente la realizzazione di un impianto fotovoltaico o di un sistema di generazione di energia rinnovabile si paga da sola, l'hanno già detto, ma vorrei puntualmente anche darvi il dato di quello che è l'LCOE, oggi il valore dell'LCOE, che sarebbe il costo livellato dell'energia di un impianto fotovoltaico, stiamo parlando di 5-6 centesimi a seconda della taglia dell'impianto. Cosa significa? Significa che un sistema del genere mi dà la disponibilità di energia al costo di 6 centesimi, che per quanto sia oggi sceso il PUN è comunque sempre un costo ampiamente inferiore a tutte le bollette che paghiamo sia a livello residenziale che anche industriale. Quindi ecco, è da lì che noi siamo partiti. Per noi la comunità energetica è come dire, è la redistribuzione naturale di un beneficio ulteriore che oggi lo Stato concede, il GSE concede, ma non avremmo smesso di fare impianti se non ci fossero state le comunità energetiche. Ecco, questo è molto importante secondo me. Quindi poi dove andiamo a cercare la comunità, dove abbiamo pensato di cercarla? In primis nei dipendenti dell'azienda stessa che realizza l'impianto. È questo il modello Fronius. Lo stiamo facendo nella nostra azienda, che è comunque un'azienda di servizi, perché la produzione di inverter è in Austria, la Fronius è una multinazionale austriaca, quindi in Italia, nella sede di Verona, realizziamo un impianto di 90 kW che ci darà un autoconsumo del poco più del 50%, lo abbiamo fatto apposta un po' più grande usando tutto lo spazio per poter quindi poi cedere il beneficio dell'energia condivisa proprio ai nostri dipendenti. Quindi contiamo che saranno circa 44.000 kWh che possiamo immettere in rete all'anno e che potranno essere condivisi con i dipendenti. Questo modello ha ancora più senso quando si va da soggetti ampiamente energivori che hanno per esempio attività produttive, quindi hanno un grande numero di dipendenti, magari anche 400, 500, 1000 dipendenti in uno stesso sito, e stiamo già portando avanti un progetto pilota con un nostro cliente con un impianto da 700 kW nella Bassa Veronese, dove appunto lì stimiamo una percentuale di autoconsumo del 70-75% e quindi il resto, il 25%, potrà essere messo a disposizione Chiedo scusa, della tra l'altro mi spiace interrompere perché tra l'altro Fronius ha una storia che non c'è tempo per raccontarla, ma vi invito ad andarla a vedere. Chiedo scusa, dovremmo essere un pochettino brevi perché mi fanno segni
Mancini che ci cacciano. No, certo, infatti ringrazio tutti per la pazienza, siamo arrivati un po' alla fine. Comunque, ecco, questo è il modello. L'ultima cosa che volevo citare è che questo tipo di modello noi lo realizziamo anche in forma di noleggio operativo, come ha detto anche il relatore di Banca Intesa. Anche Fronius ha una propria linea di investimento, quindi dà la possibilità ad aziende energivore di realizzare un impianto, di noleggiare un impianto che Fronius realizza sul loro tetto, con poi anche, abbiamo detto, il valore aggiunto della comunità energetica e della gestione completa. Ok, grazie. Grazie, mi spiace ma ecco il tempo stringe. Ecco, abbiamo visto un po' di modelli, diversi modelli, abbiamo parlato di vantaggi sicuramente economici, sicuramente ambientali, ma caratteristica delle comunità energetiche è sicuramente quella di unire i tre aspetti, no? Anche i vantaggi sociali. E qui con noi c'è Sergio Criveller che è economo della diocesi di Treviso, che magari ci può raccontare un po' l'esperienza della diocesi anche in ambito di CERS, in questo caso comunità energetiche e solidali. Sì, grazie, buonasera, sarò brevissimo. L'idea della comunità energetica mi piace, piace alla Chiesa italiana, alle diocesi e alle parrocchie. La Chiesa e le parrocchie hanno dato vita, per esempio al fine Novecento, alle casse rurali, che sono di fatto delle comunità di credito. Poi c'era l'emergenza lavorativa e sono nate le comunità di lavoro, che sono delle cooperative. Ecco. Oggi c'è un'emergenza energetica. L'idea della comunità energetica va verso la condivisione, la solidarietà, il sostegno verso chi non ce la fa. È una cosa bella, è una cosa buona. Ecco. A Treviso abbiamo un sogno di creare una grande comunità energetica diocesana. Stiamo studiando e lavorando a una struttura giuridica che sia rispettosa del modello diocesi, cioè una diocesi, tante parrocchie. Quindi una grande comunità energetica e tanti sottogruppi quante sono le cabine primarie in diocesi. La diocesi di Treviso viene coperta da 25 cabine primarie. La diocesi di Treviso, ricordo, ha un grosso pezzo che è della provincia di Treviso, poi abbiamo una fetta di Padova, una fetta di Venezia e qualcosina di Vicenza. Quindi è una cosa. Ogni sottogruppo avrà quindi più parrocchie. Abbiamo visto che a volte una parrocchia è anche interessata da 2 o più cabine primarie, quindi questa è una cosa che dobbiamo studiare. Ecco. Comunque l'idea di fondo è una grande comunità di comunità. Poi ci muoveremo come si fa in una comunità, in una grande famiglia. C'è chi metterà l'impianto, forse la parrocchia, e consuma, chi consuma solo, chi può, e questa è la cosa più bella di questa comunità che andremo a fare, perché ci sarà chi tranquillamente può pagarsi la bolletta, ma il suo consumo istantaneo porta beneficio alla comunità e quindi risorse e quindi denari per sostenere le fragilità. Proprio per questo stiamo ancora studiando un regolamento condiviso che determini la vita all'interno della grande comunità, ma soprattutto un regolamento che determini la vita del sottogruppo. Sì, grazie, ringrazio tutti quanti per aver partecipato. Questo sicuramente è un altro tema, e cioè dopo tutti questi anni, dopo gli ultimi anni insomma, che abbiamo trascorso, in cui doveva andare tutto bene e forse non tutto è andato, riscoprirsi comunità nella comunità è sicuramente un altro vantaggio che le comunità energetiche possono portarci. Io ringrazio davvero tutti gli speaker che sono intervenuti anche in questa seconda parte, ringrazio Fabio Fiorot, Raffaele Mazzucco, Margherita Salmaso, Sergio Criveller,
Ritter e Jonathan Morello Ritter. Grazie ancora, ringraziamo anche Regal Grid per averci dato l'opportunità di parlare ancora di comunità energetiche rinnovabili. Faccio anche un piccolo spazio pubblicità, quindi per qualsiasi ulteriore informazione andate pure a trovare il portale di Regal Grid Europe, dove sono tanti gli approfondimenti e le novità che vengono pubblicate quotidianamente. Grazie mille a tutti, vi auguriamo un buon proseguimento di serata e grazie.